Esodo, capitolo 3, dal verso 1 al verso 4. Mosè pascolava il gregge di Jetro suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: «Ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione, e come mai il pruno non si consuma». Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: «Mosè, Mosè!» Ed egli rispose: «Eccomi». Signore, parla al nostro cuore. Chiamaci, Signore, come chiamasti in quel giorno Mosè. Facci udire ben distinta la tua voce, Signore. E dacci, Signore, la grazia, la fede, Signore, per risponderti: eccomi. Signore, lavora il nostro cuore mentre ci esponiamo la tua parola. Signore, trasformaci, facci grazia. Signore, abbi pietà di me, riempimi di Spirito Santo, allarga la mia mente, purifica le mie labbra, Signore, perché possa procedere tra di noi la tua parola e non la parola di un uomo. Te lo chiedo con umiltà, nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. L'hashtag per i nostri ragazzi questa mattina è andare oltre. Andare oltre. Noi tante volte ci culliamo del fatto che Dio, che è buono, non si stanca mai di invitarci. Ora, il fatto che Dio abbia questa natura di misericordia e sia paziente, a volte ci fa un po' cullare, a volte ci fa prendere alla leggera le cose del Signore. Il fatto che Dio non si stanchi di invitarci, di chiamarci, di desiderare che andiamo a Lui, non significa che è tutto a nostra disposizione, non significa che il Signore è uno zimbello che può stare ai nostri tempi, ai nostri comodi. Non è così. La grazia non è un tempo indefinito, la grazia è un tempo con un termine. E nessuno potrà mai accusare il Signore quando quel termine si chiuderà. Ci saranno quelli che accuseranno il Signore, ci saranno quelli che dicono che Dio tutto sommato non è buono. Del resto ci sono anche adesso. Avete mai sentito alcuni dire che Dio in realtà non è buono perché faceva uccidere i bambini nell'Antico Testamento, perché permetteva le guerre e tuttora permette le guerre? Avete mai sentito parlare così? Chi parla così non conosce il Signore. Chi parla così ha un'idea personale del Signore. Noi possiamo avere un'idea personale di tutte le persone del mondo, non è detto che sia la verità. Chi conosce il Signore sa che Dio è buono. Egli è lento all'ira e di gran bontà e non si stanca di perdonare, dice Isaia. Ma c'è un termine alla grazia. Questo lo dico perché possiamo realizzare davvero nel nostro cuore che non possiamo dare per scontato, non possiamo sminuire la grazia di Dio. Egli è buono e non si stanca di chiamare. Egli è pronto a chiamare ancora oggi. Egli vuole attirarci a sé. Si scelse un popolo che aveva una caratteristica. Aveva il collo duro. Era testardo, era ribelle. Era terribilmente ribelle. Appena il Signore lasciava la pace, subito si sviava. Poi gridava a Dio, chiedendo di essere liberato. Ma il Signore non si è mai stancato di invitare i Suoi figli. Non si è mai stancato di invitare
prima è stata citata la parabola del figlio prodigo, di invitare i figli a rientrare nella casa del padre. Non si è mai stancato di invitare gli increduli a ricevere Cristo come Salvatore, anzi, ha preso le vite dei suoi figliuoli e le ha fatte diventare strumenti per proclamare il Vangelo fino all'estremità della terra. Egli è un Dio che parla al cuore invitando. Dio sta invitando ancora questa mattina. Egli lo fa in ogni modo. Qualche settimana fa abbiamo ascoltato testimonianze della Chiesa perseguitata. I fratelli ci dicevano che lì dove non c'è la libertà di arrivare ad annunciare l'Evangelo, Dio non viene fermato. Dio parla attraverso i sogni. Persone che non conoscono affatto nemmeno il personaggio storico di Gesù, sognano Gesù Cristo, Gesù di Nazaret, non un uomo, non un personaggio che assomiglia, ma Gesù si presenta in sogno dicendo: io sono Gesù, presentati in quella casa, vai in quel negozio e lì ti verrà parlato di me. Avviene ancora oggi, perché Dio non si stanca di invitare. E se mi sto dilungando in questo concetto ancora questa mattina, è la prova per voi che Dio non si è ancora stancato di dire: figlio mio, o uomo o donna, vieni a me, ti sto chiamando e non mi sto stancando, non ti giudico, ma voglio perdonarti, voglio che tu venga qui alla mia presenza. E li risveglia la nostra attenzione, se necessario, dicevo, con le sue meraviglie, con visioni. Qui Mosè vide una visione. Voglio andare a vedere questa cosa, questo pruno in fiamme che non si consuma, questa visione così straordinaria. Dio ci attira con le sue meraviglie, Dio ci attira con i miracoli. Nessuno è mai stato salvato per i miracoli. Molti dicono: se tu mi fai un miracolo, se tu mi guarisci, Signore, se tu mi risolvi questo problema, allora io ti servirò. Non è mai successo così. Molti sono stati guariti, molti sono stati graziati dal Signore perché il Signore è buono, ma non sono stati salvati perché non hanno dato il cuore al Signore. Non sono i miracoli che salvano, ma i miracoli attirano il nostro cuore a realizzare che Dio è vivente e non c'è occasione in cui non ci venga data la possibilità di vedere il Signore, di andare a Lui. Questa mattina ancora il Signore sta attirando il nostro cuore a Lui. Ancora questa mattina voglio citare questo verso meraviglioso, questo invito del Signore che dice: oggi se udite la mia voce, non indurite il vostro cuore. Dio ci sta chiamando. Così come in quel giorno come un altro, non era un giorno speciale, non era un giorno per cui si era preparato Mosè, era un giorno come un altro, un giorno di lavoro, non era neanche domenica, forse, era un giorno lavorativo. Immaginate Mosè nei nostri giorni, chi lavora in fabbrica, chi lavora in ufficio, chi lavora in negozio, chi va a scuola, un martedì, non un lunedì, di solito il lunedì è diverso dalla domenica. Quello ce lo ricordiamo sempre. Ma un martedì, un giorno come un altro, ci svegliamo, siamo noi Mosè, ci svegliamo e andiamo a lavorare. E Dio ci attira, e Dio ci chiama, un giorno come un altro. Se fosse oggi, una domenica come un'altra. Dio ci perdoni quando pensiamo così, una domenica come un'altra. Alla presenza del Signore, una domenica come un'altra. Dio ci perdoni. Ma una domenica come un'altra, mettiamola così. Veniamo al culto, sappiamo tutto. 2, 3, 4 canti, qualche testimonianza, qualche preghiera, poi l'offerta, gli annunci. Poi la meditazione della parola, poi una preghiera conclusiva,
e poi si va a casa. Ma una domenica come un'altra, il Signore attira la nostra attenzione e il nostro cuore lo sente. Sente che sì, tutto intorno è uguale, ma c'è qualcosa che attira, c'è qualcosa che scalda il cuore ed è Dio che sta attirando la nostra attenzione. Ringraziamo il Signore che non si stanca. Ma voi pensate, se il Signore, dopo 20 anni di inviti, dopo decine di culti, una domenica come un'altra, decidesse di dire basta, cantino pure, preghino pure, ascoltino pure la parola, io non chiamo nessuno, io mi sono stancato. Li ho richiamati, li ho invitati, li ho esortati, ho mostrato la loro vita, ho mostrato il mio amore, ho fatto tutto, adesso basta. Pensate se il Signore facesse così. Dio non fa così. Ancora questa mattina ci sta chiamando. Ma Dio non fa quello che dobbiamo fare noi. A noi spetta di rispondere. Dopo che Egli ha fatto tutto, il passo di avvicinamento deve essere nostro. Il passo di avvicinamento deve essere nostro, fratelli. Dio non potrà mai essere accusato di non aver fatto tutto, ma a noi spetta di andare a Lui. La distanza fra noi e Dio, se qualcuno dice che Dio è lontano o non lo sente vicino, quella distanza non dipende da Dio, dipende da noi. Dipende da noi. Dipende da noi avvicinarci, dipende da noi rimanere lontani. Dio vorrebbe che noi fossimo sempre attaccati a Lui. Dio vorrebbe che noi fossimo sempre all'ombra delle sue ali. Dio ci vorrebbe sempre con sé, Dio ci vorrebbe sempre consigliare. Non dipende da Dio la distanza, dipende da noi. La misura, fratelli, della conoscenza di Dio che abbiamo, che vorremmo avere, la misura della fede che vogliamo sperimentare, la misura del progresso del nostro cammino cristiano, la misura della pace che vogliamo sentire nel cuore, la misura della gioia, della salvezza che vogliamo che trabocchi dal nostro cuore, non dipende dal Signore, dipende da noi. Nella misura in cui noi ci avviciniamo oppure rimaniamo lontani. Quando Dio si rivelò al popolo di Israele, Dio volle dare la sua legge, ma nessun popolo mai, nessuna nazione nella storia ebbe mai il suo Dio, che poi erano falsi dei, chiedere di incontrare personalmente, fisicamente, visibilmente il proprio popolo. Ma Dio lo fece. E disse a Mosè, prepara il popolo, fra 3 giorni vi incontrerò. Gloria a Dio. Una nazione intera che poteva presentarsi di fronte al proprio Dio fisicamente. Ed è scritto nel libro dell'Esodo, il popolo, dopo aver chiesto a Mosè, no, non fa per me, questo è troppo. Il popolo dunque se ne stava lontano, ma Mosè si avvicinò alla nuvola dove era Dio. Ma il popolo decise di stare lontano. Mosè, parla tu, poi quello che ti dice il Signore ce lo riferisci, ci sta bene così. Ci sta bene così, l'importante è che vada uno, ma no, non è che si può andare tutti. Dio voleva tutti, Dio voleva tutto il popolo, non voleva solo uno. Dio vuole me, vuole te, alla sua presenza, lì vicino. Di mediatori, Dio ne prevede solo uno, ed è Gesù Cristo uomo. Il pensiero che molti hanno, ma non è che possiamo avere tutti quella profondità di esperienza, quel desiderio, quella fede. Ci sono i pastori, ci sono i ministeri, c'è qualcuno chiamato. A loro il Signore riferisce e poi daranno e noi rimaniamo un po' così.
No, Dio vuole tutti alla sua presenza. Noi siamo un popolo di sacerdoti. C'è il ministero universale dei credenti. Ma il popolo di Israele decise che la distanza adatta per il popolo fosse la lontananza. Decisero di rimanere lontani da Dio. Quando Gesù morì sulla croce è scritto questo, ce lo riferisce Luca. Dice l'Evangelista, tutti i suoi conoscenti. C'è qualcuno che conosce Gesù questa mattina? Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Da lontano. Oh, vedevano la croce, vedevano Gesù morire, vedevano il Salvatore morire per loro, ma quelli che lo avevano conosciuto, le donne che avevano dato i loro beni per sostenere la comitiva di Gesù, loro stavano a guardare quelle cose da lontano. La distanza fra noi e Dio la determiniamo noi. Quel giorno il Signore chiamò Mosè e gli chiese un passo di fede senza compromessi. Ed è precisa la parola del Signore. Dice la Scrittura che quando Dio lo attirò, Mosè guardò, vide il pruno che era in fiamme e non si consumava. E Dio è attento, quando ci attira, Dio è attento a ogni singola parola che noi pronunciamo anche nel nostro cuore. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore è attento perché il Signore sta aspettando che ognuno di noi pronunci questa parola. Ora voglio andare da quella parte. Ora voglio andare da quella parte. Dove vuoi andare questa mattina? O dove vuoi rimanere? Perché quella parola di Mosè segnò in modo indelebile la sua vita. Poteva sembrare un passaggio di pochi metri, in realtà cambiò tutta la sua vita. Quello che stava dicendo Mosè non era una descrizione di quello che avrebbe fatto di lì a pochi minuti. Egli stava parlando e non lo sapeva della sua vita spirituale. Mosè non sapeva che passando dall'altra parte tutto sarebbe cambiato. Ma fino a quando non fosse passato dall'altra parte, non sarebbe cambiato nulla. Ora voglio andare da quella parte a vedere. Eppure la visione la stava già vedendo. Anzi, era quella visione che lo aveva attirato. Poteva tornare alle tende del suocero, raccontare alla moglie, raccontare alla famiglia. Ho visto una cosa strana oggi. Forse il Signore, ma Dio fa delle cose inspiegabili. Ho visto, c'era un pruno e non si consumava. Poteva fare così, l'aveva già vista. Ma Dio stava attirando il suo cuore. Voglio farvi notare una cosa. Sia che fosse andato dall'altra parte, sia che fosse rimasto lì, Dio aveva attirato già il suo cuore. Quindi da quel momento in avanti Mosè era inescusabile. Tu ed io possiamo tornarcene a casa dicendo va bene così, un altro giorno di lavoro domani, un altro culto domenica prossima, un'altra bella visione da vedere, magari farne oggetto a pranzo con gli altri. Ma una cosa non potrai dire, che Dio non ti ha attirato attraverso cose meravigliose. Ma essere attirati da Dio non fa la differenza. C'è bisogno che tu vada
dall'altra parte, che tu vada oltre. Più volte in questa settimana, in queste settimane in realtà, il Signore mi sta pungolando con questo pensiero. È vero, essere figliuoli di Dio, essere cristiani, vivere un reale cristianesimo significa andare oltre, passare dall'altra parte. Dio ci chiede di fare un passo senza compromessi. Dio ci chiede di lasciare tutto alle spalle. Dio ci chiede di abbandonare ogni legame per andare dall'altra parte. Probabilmente questo pruno non si trovava in una pianura, si trovava su un monte. Mosè non ci poteva andare col gregge. Mosè non poteva chiamare altri, lui si trovava lì. Lui era stato attirato, lui era stato trascinato dal Signore un po' oltre nel deserto, ma doveva fare ancora un passo e lo doveva fare solo Mosè, non lo poteva fare nessun altro, doveva lasciarsi il gregge lì. Ma le suocere cosa gli avrebbe detto? Doveva lasciare il suo lavoro dietro, doveva lasciare i suoi affetti dietro. Mosè non sapeva se c'erano dei pericoli oltre quella parte. Andando oltre, vicinandosi a quel pruno, non sapeva, forse ci sarebbero state delle bestie feroci, forse dei briganti, forse qualche pericolo, non lo sapeva. Forse non avrebbe più rivisto i suoi parenti, ma se voleva vedere meglio, doveva andare da quella parte. E disse: ora voglio passare da quella parte. Voglio andare a vedere. Dio ci chiede di abbandonare ogni legame. Dio ci chiede, è stato detto qualcosa in questa settimana, di non fare calcoli con Lui. Dio ci chiede di andare da quell'altra parte, dove non abbiamo mai avuto il coraggio di andare, dove abbiamo sempre cercato giustificazioni per non andarci. Tanti problemi, tante cose, tanti impegni. E la nostra vita non viene mai trasformata. A volte mi è capitato di dire a me stesso, questa è una cosa mia, tante volte in cui non sono andato dall'altra parte, eppure il Signore mi faceva capire chiaramente che Lui era là. Tante volte pentendomi sono andato dal Signore e mi sono detto: Signore, io non voglio essere un cristiano d'acqua dolce. Io non voglio essere un credente che fa il minimo sindacabile. Io voglio che tu trasformi la mia vita. E il Signore mi diceva: devi passare di qua. Devi passare di qua, devi andare oltre. Che Dio ci aiuti a rispondere a Dio questa mattina e andare oltre. Quali sono le conseguenze? Ecco, adesso ci dirà la tribolazione, la persecuzione, non aspirare alla tranquillità economica, al benessere, alla pace in famiglia. Ora ci dirà tutte queste cose. No, vi dico altro. Vi dico che se noi passeremo oltre, le conseguenze saranno che noi vedremo meglio le visioni di Dio. Molti parlano delle cose di Dio come se le conoscessero profondamente, ma ne parlano stando dall'altra parte, stando da lontano. Dio fa questo, Dio fa quello, fratello, io lo so, Dio è questo, Dio è quello. Noi non potremo mai parlare di Dio fino a quando non saremo a contatto con Lui. Ma la conseguenza di andare oltre sarà che vedremo meglio la visione di Dio. Alleluia. Vedremo le cose di Dio come non le abbiamo mai viste prima. Comprenderemo il piano di Dio come non l'abbiamo mai compreso prima. Fratelli, non si potrà mai comprendere stando di qua, stando lontani,
guardando le cose a distanza. Mai si potrà, perché Dio è un Dio vicino. Dio è un Dio che attira a sé. Dio non parla mai lontano. Dio chiama a sé e quando chiama a sé, poi parla. E lo possiamo testimoniare questo sulla base anche di questo passo. È scritto: ora voglio andare da quella parte a vedere. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Il Signore vide che si era mosso. Che il Signore questa mattina possa vedere qualcuno e dire: si è mosso! Si è mosso finalmente! Era ora! Il Signore vide che si era mosso ed era andato oltre. E quando il Signore vede che ci muoviamo, altra conseguenza, parla, ci parla. È scritto: il Signore vide che si era mosso per andare a vedere. E allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. A noi vorremmo che il Signore ci chiamasse. Signore, sono qui, sono in mezzo alle mie pecore, sono in mezzo alla mia famiglia, sono nel pranzo con il mio suocero, sono qui indaffarato con mio figlio, sono qui a tutti gli impegni che devo fare. Oh Signore, chiamami, voglio sentire la tua voce. Niente di tutto questo. Ma appena Mosè si mosse e andò oltre, passò da quella parte, appena lo fece, non passò molto, appena lo fece, Dio vide che si era mosso e lo chiamò. Mosè, Mosè, subito lo chiamò. Quanti vogliono essere chiamati dal Signore? Quanti stanno pregando perché il Signore parli loro chiaramente? Signore, ma io vorrei fare qualcosa, ma se tu non mi parli. Ma Dio dice: ma io ti sto attirando, io non ti parlerò mai laggiù in quella confusione. Io parlo a tu per tu e ti sto chiamando. Appena Mosè passò da quella parte, sentì la voce del Signore. Seconda conseguenza, Dio ci parlerà in un modo chiaro, in un modo diretto, in un modo così preciso che noi non avremo scusanti, i nostri dubbi, le nostre cose, la paura di lasciare altre cose. No, Dio ci ha parlato, diventa tutto chiaro. Prima era tutto così da ragionare, da cercare il compromesso, adesso è così chiaro, Dio mi ha parlato, io non posso dire più che andava bene quello che faceva prima, perché Dio mi ha chiamato per nome. Questa è una conseguenza meravigliosa. Dio ci parlerà. Terza conseguenza. Vedremo una trasformazione radicale di tutta la nostra vita. Una vita trasformata è una vita che prima ha toccato il Signore. E molti non vengono mai trasformati perché stanno lontani. Mosè arrivò lì, pastore, tornò indietro condottiero. Andò lì balbuziente, tornò da quella visione, ma era andato oltre, tornò da quella visione come il più grande profeta della storia di Israele. La sua vita da quel momento si trasformò, tutto. Nulla era più come prima. Cambiò lavoro, cambiò tende, cambiò nazione, cambiò tutto. Non era più quello di prima, era cambiato. Anch'io voglio cambiare, anch'io voglio questa trasformazione radicale. Devi andare oltre, devi passare dall'altra parte. Dio non ci cambierà mai se stiamo di qua. Dio non ci cambierà mai se stiamo badando alle pecore. Dio ci sta attirando a sé per cambiare la nostra vita.
Egli ci attira alla croce. Possiamo fare come le donne che volevano bene a Gesù, come i conoscenti che volevano bene a Gesù, che non avevano niente in contrario con Gesù. Possiamo fare così e guardare tutte queste cose da lontano. Oppure possiamo vedere quanto è potente il Signore di cambiare una vita, di trasformarla. Ma bisogna avvicinarsi a Lui. Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere. Alziamoci in piedi.